La quarta ondata che sta investendo anche l'Italia ha una caratteristica nuova rispetto alle precedenti. Il virus colpisce sempre più i bambini. Il report dell'Istituto Superiore di Sanità mostra come nell'ultima settimana vi sia un aumento dell'incidenza in tutte le fasce d'età, soprattutto tra gli under 12, con 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati dell'IS, il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia 6-11 anni ed è in questa fascia che si evidenzia a partire dalla seconda settimana di ottobre una maggiore crescita dell'incidenza. Da inizio pandemia, nella fascia tra 5 e 11 anni sono stati riscontrati 250.000 casi di positività al Covid, con un'incidenza in aumento. Questo virus continua a mutare e negli ultimi mesi abbiamo visto che l'incidenza, cioè i nuovi casi che riguardano bambini in questa fascia di età, sta molto aumentando. Era intorno al 5-6%, adesso siamo intorno al 25-30%. 1.500 i bambini per i quali è stata necessaria l'ospedalizzazione, 36 sono stati ricoverati in terapia intensiva, 9 hanno perso la vita. Non è vera la storia che ci sentiamo dire che i bambini non si ammalano di Covid. È vero che lo passano in modo prettamente asintomatico, ma abbiamo casi anche di bambini che stanno molto male e che poi sono andati anche incontro a morte. Il professor Guerriero ricorda poi le conseguenze lasciate dalla malattia sul fisico dei bambini con il cosiddetto long Covid, tra 100 le sindromi infiammatorie multisistemiche evidenziate, numeri davanti ai quali si pone sempre più forte l'importanza della vaccinazione anche per i bambini di questa fascia d'età, siero già approvato dall'FDA e da EMA e che la settimana prossima dovrebbe ricevere il via libera anche da AIFA. Bisognerà poi attendere metà dicembre per l'arrivo in Italia delle dosi pediatriche del vaccino Pfizer, che verrà somministrato in 2 tranche a 3 settimane di distanza l'una dall'altra. Vaccino testato su 2.000 soggetti, numero che qualcuno considera non sufficiente a fornire le garanzie necessarie. Praticamente tutti i farmaci che vengono approvati in fase, vi diceva prima il dottor Pomari, 2B, 3, vengono sperimentati su qualche piccola migliaia di casi, quindi 1000, 2000 e 3000. Ci sono tantissimi farmaci che sono stati approvati anche con numerosità decisamente inferiore, cioè qualche centinaio, per cui siamo all'interno di quanto è prevista dalla metodologia della ricerca clinica. Per quanto riguarda poi la sicurezza del vaccino, su questo non sono emersi dubbi.